Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questa giornata e raccontarvi le emozioni olimpiche che sta vivendo proprio in questi minuti, in questi istanti Treviso. A Treviso per noi ci sono due troupe, una con Daniela Sizzia e Alberto Pivetta, l'altra con Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. Sono momenti importanti. Allora vedete, da una parte abbiamo Piazza dei Signori che si prepara ad accogliere la fiaccola olimpica che è partita alle 11:45, secondo più, secondo meno, dalla palestra del CONI. Poi appunto il proseguo lungo le vie della città. Qui siamo sul PUT ci sono Daniela Sizzia e Alberto Pivetta. Non so se Daniela mi sta sentendo. Daniela, dove ti trovi? Che cosa sta accadendo? Chi è la tedofora? Insomma, raccontaci questo mezzogiorno olimpico a Treviso. Stiamo seguendo una tedofora, hanno appena acceso la fiamma. Qui hanno fatto il famoso cambio della staffetta in una Treviso davvero in festa che sta accogliendo la fiamma olimpica. Adesso lo vedete, sta correndo. Sono partiti alle 11:45 dal simbolo dello sport, il palazzetto del CONI. Tantissima gente che si è radunata per vedere questo evento, un evento che tutti ci dicono insomma unico. La gente è emozionata, abbiamo sentito anche tanti cittadini. Adesso fra poco vi faremo anche vedere, sentire le parole della gente che è proprio lungo il viale. Molti si stanno dirigendo in Piazza dei Signori, dove c'è tantissima gente. Adesso guarda, stiamo arrivando, c'è il cambio, non so se riesco a farvelo vedere subito con Alberto Pivetta. Eccolo qui il cambio, la staffetta, i 200 metri sta cambiando e si sta passando la fiaccola olimpica, lo vedete, l'emozione, tantissimi cellulari accesi e tantissima gente che sta immortalando questo momento. Siamo in diretta, signora, che emozione! Oh, emozionatissima, è la mia mamma! È sua mamma? Sì, è la mia mamma! Che emozione vederla allora con la fiaccola! Sì, tantissimo, bellissima! Tanta la gente, come puoi sentire, che emozione è averla vista? È un'emozione sempre questa partecipazione, questa vicinanza, unisce. Tanta gente. Tanta gente poi che partecipa, che segue, un'emozione indescrivibile. Guarda. Adesso andrà in Piazza dei Signori? Sì, adesso procede. Ecco, Cristian, come hai sentito, tanta gente. Noi stiamo cercando di correre insieme ai tedofori per raggiungere Piazza dei Signori, dove ad attenderci ci sarà anche l'altra troupe con Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. Io, Cristian, ti restituisco la linea, faccio altre 2 tappe di questa staffetta bellissima e poi riprenderò la linea. Assolutamente, Daniela, grazie. Davvero comprendiamo lo sforzo, è una giornata fatta anche di gesti atletici. A proposito di gesti atletici, vedo collegato il nostro Lucio Zanato da Piazza dei Signori che si sta preparando al meglio per questa giornata memorabile. Lucio. Sì, buongiorno ai telespettatori delle reti media nord-est. Allora sì, siamo in Piazza dei Signori e con Nicoletta vi facciamo vedere questo abbraccio della folla trevigiana proprio all'arrivo della fiamma, della fiaccola olimpica, partita questa mattina alle 9 da Stra e poi ripartita sostanzialmente da Viale Vittorio Veneto intorno alle 11:45, con un piccolo giallo anche, perché tutti se l'aspettavano che partisse da fronte
la famosa palestra del CONI, quella di Tagliariol, tanto per intenderci, invece hanno deciso di farla partire 200 metri prima, quasi un pre-start come se fosse in Formula 1. Detto questo, abbiamo visto, diciamo così, i vari tedofori, l'emozione che loro stanno provando per questa esperienza unica nella vita, che è quella proprio di portare la fiamma olimpica in giro per la città. In questo momento, allora, il percorso, non so se l'ha già detto la Daniela, ha fatto Viale Cairoli, praticamente l'esterno Put, arriverà fino a Porta Calvi, entrerà per Viale Cesare Battisti, farà il Duomo e dal Duomo poi salirà per poi arrivare in Piazza dei Signori. Tra l'altro cominciamo a vedere le prime le staffette dei motociclisti in fondo, vuol dire che come ci aveva accennato un ospite davvero particolare, che sarà quello che poi accennerà il bracciere che avete visto in centro di Piazza dei Signori, ovvero Red Canzian, anziché alle 12:30 come era prevista praticamente l'accensione, sarà anche leggermente anticipato intorno alle 12:15, e quindi stiamo qui a vedere insieme quello che sta capitando, perché mi pare proprio di vedere che ci stiamo avvicinando al momento dell'accensione. Il bracciere è un bracciere che poi rimarrà acceso giusto il tempo per permettere poi la ripartenza della fiamma verso Venezia, dove arriverà questa sera. Questo quindi il tratto del viaggio nel centro, nel cuore della città di Treviso, del passaggio di Milano Cortina, insomma. Tra l'altro poi noi abbiamo due testimonia di eccezione, ovvero la signora Rizzi, che è stata sostanzialmente la guardiana della fiamma delle Olimpiadi precedenti di Cortina, quindi parliamo degli anni 50, e lei ricorda come quella volta in Piazza dei Signori non ci fossero proprio tutte queste persone. Evidentemente lo sport sta prendendo sempre più forza, sempre più piede, e proprio per questo vedete il grande abbraccio che fa la città. In fondo ci sono anche i bambini delle scuole, quindi anche un momento educativo per quanto riguarda proprio questo evento sportivo che ci riprenderà completamente. Io a questo punto ti ricederei la linea, pronto a riprenderla tra qualche istante, quando vedremo sbucare per gli ultimi 200 metri Red Canzian. Attenzione, perché mi dicono, però devo ancora avere la conferma, che oltre a accendere la fiamma olimpica potrebbe esserci anche un accenno dell'inno che Red ha scritto proprio per le Olimpiadi di Milano Cortina. E intanto allora, ti restituisco Lucio, la linea. Grazie infinite Lucio Zanato. Fra pochi minuti quindi torneremo a collegarci con Piazza dei Signori. Prima però la cronaca, devo darvi le notizie principali di giornata, poi ritorniamo a Treviso. 2 persone sono morte dopo che il furgone sul quale viaggiavano ha violentemente tamponato un tir fermo in una piazzola di sosta. Il mezzo, con le 2 vittime a causa dell'impatto, si è poi incendiato. L'incidente è avvenuto sulla 22 alle prime ore di oggi nella tratta del comune di Brentino Belluno. Siamo in provincia di Verona. Le vittime sono un uomo e una donna. Numerose le squadre di vigili del fuoco arrivate sul posto dai comandi di Verona e Trento, che hanno estinto le fiamme che si erano propagate anche al mezzo pesante carico di rotoli di carta e cartone. L'autista del camion è rimasto illeso, ma per le 2 persone nel furgone non c'è stato nulla da fare. L'arteria stradale è rimasta completamente chiusa al traffico per quasi 2 ore per consentire le operazioni di soccorso. Successivamente la viabilità è stata parzialmente ripristinata. Queste le immagini tragiche che arrivano da Brentino Belluno. Siamo ai confini della provincia di Verona con il Trentino Alto Adige. Adesso subito a Padova un importante aggiornamento di cronaca. Per noi c'è Valentina Visentin. Valentina Visentin, che ci racconta di un ladro seriale che è stato braccato. Buongiorno Valentina. Non sento niente. Vai. Sì, buongiorno da Padova con la cronaca. Un 34enne ladro e rapinatore è stato bloccato dalla polizia proprio qui nel quartiere Portello, dove ci vediamo dove ci troviamo, ed era qui che agiva soprattutto, anche se la rapina più violenta l'ha messa in segno in centro a Padova questa estate, ai danni di un anziano. Non ha esitato a spintonarlo, gettarlo a terra per rubargli un bracciale d'oro. La vittima ha anche riportato botte e contusioni, ma anche qui al
al portello, era specializzato soprattutto nei furti delle auto e non ha esitato sempre quest'estate ad aggredire il proprietario di una delle auto minacciandolo con una bomboletta spray. Ladro che girava spesso armato, infatti in più occasioni era stato anche denunciato per porto abusivo d'armi, era stato trovato mentre camminava in centro con un coltello con una lunga lama, tanti furti di biciclette e nelle auto, almeno una quindicina i colpi che al momento la polizia gli contesta, ma potrebbero essere molti di più. Al ladro i poliziotti sono arrivati grazie alle testimonianze dettagliate delle vittime, ma anche grazie ai suoi movimenti ricostruiti attraverso le telecamere di videosorveglianza della città che lo hanno ripreso mentre razziava le auto o rubava le biciclette o nei supermercati, dove anche in quelle occasioni aggrediva il personale di Vigilantes se veniva bloccato. Dunque 15 colpi che gli si contestano, ma potrebbero essere molti di più. Nel frattempo è stato portato in carcere. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero Valentina Visentin. Ora subito a Venezia dalla nostra Edi Caliman, perché i temi della sicurezza entrano con prepotenza anche nel dibattito politico. Ci sono delle proposte sul tavolo del Consiglio regionale. Edi, vengo da te, ti chiedo davvero 2 minuti perché poi dobbiamo ritornare a Treviso e raccontare il mezzogiorno olimpico della città. Edi Caliman, buongiorno. Assolutamente Cristian, saremo molto brevi qui dall'aula Fallaci del Consiglio regionale del Veneto. Mi trovo in compagnia di Davide Lovato, consigliere regionale per Resistere Veneto, e dell'ex ministro della giustizia Roberto Castelli. Ministro, parto direttamente con lei perché Cristian da studio ci parlava proprio di questi temi, del tema della giustizia, della legalità, ma soprattutto quello che portate voi oggi, un'iniziativa di legge per difendere il proprio domicilio sostanzialmente. Certo, noi abbiamo presentato ben 3 proposte di legge di iniziativa popolare in ordine alla legittima difesa, 2 di rango ordinario e una di rango costituzionale. Intendiamo introdurre in Costituzione il principio dell'inviolabilità del domicilio e quindi esso può essere difeso e la difesa del domicilio è sempre legittima. Lo vogliamo promuovere a rango costituzionale. Questa è una delle 5 iniziative, l'altra è quella di proporre la storia del Veneto all'interno dei programmi scolastici. È una lacuna da colmare, è fondamentale conoscere la storia regionale nell'ambito della formazione culturale in un paese come l'Italia, che detiene la grande maggioranza del patrimonio culturale, artistico, archeologico. Molto spesso i cittadini non conoscono la genesi del patrimonio che hanno sotto gli occhi. Ecco che anche per formare delle personalità sanamente democratiche nell'era della globalizzazione è importante fornire un'identità completa in modo da incontrare l'altro, il diverso, in maniera virtuosa, avendo da offrire qualcosa ed essendo pronti ad accogliere, ma bisogna avere consapevolezza delle proprie radici. E così dal Consiglio regionale del Veneto è tutto. Cristian, lascio alle celebrazioni della Fiamma Olimpica a Treviso, a te la linea. Edi, grazie infinite a te e ai tuoi ospiti. Treviso, insomma, Treviso è un tripudio, lo potete vedere dalle immagini sullo sfondo. Mi chiede la linea a Daniela Sizia. Daniela. Cristian, buongiorno ancora. Allora, le vedi alle mie spalle, 2 tedofore hanno appena fatto il cambio, hanno appena ceduto la fiaccola olimpica. Un'emozione, intanto i vostri nomi. Barbara? Laura. L'emozione? Indescrivibile, tremavano le gambe, le mani, il cuore, tutto bellissimo, 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 un'emozione meravigliosa perché capisci che stai portando qualcosa che non è un oggetto, ma sono i valori olimpici, per cui è un'emozione incredibile. Quando ho visto, lei mi ha passato la fiamma, quando l'ho vista arrivare ho pianto. La lacrimuccia è scesa. Tu poi fra l'altro eri proprio vicino ad una scuola a vedere tutti questi bambini. È stato emozionantissimo, poi ti chiedevano ma com'è, me la fai toccare, fammi la foto, quindi è stato veramente emozionante, veramente indescrivibile. Mi sto ancora commuovendo. Un'esperienza unica questa. Esatto, la porterò nel mio cuore per sempre.
Grazie. Cristian è sentito, insomma ne abbiamo viste correre, le abbiamo viste passare la fiaccola. La cosa più bella che ci raccontavano era proprio questa, non è soltanto un passaggio, non è solo una staffetta, ma racchiude i valori che sono quelli proprio dello sport, dell'amicizia, che sono valori importanti, e loro avevano fatto la domanda, fanno parte di uno sponsor, hanno fatto domanda, sono state accettate e fra l'altro non tutti sono di Treviso, ma loro vengono addirittura da Monza. Cristian, io ti ricevo la linea e provo ad avvicinarmi verso il centro, tantissima la gente, quindi con grande difficoltà per arrivare fino in piazza, che ci hanno detto è davvero pienissima di gente. Cristian, con Alberto Pivetta ti ricevo la linea. Daniela, grazie infinite. Daniela Sizia con il fiatone, con Alberto Pivetta in questo sforzo olimpico. In Piazza dei Signori è tutto pronto, stanno arrivando i cosiddetti main sponsor, è una vera e propria carovana, quella della fiaccola olimpica, ve lo abbiamo raccontato in presa diretta da domenica sera, da quando la fiaccola olimpica, la fiamma olimpica è arrivata a Verona, nel capoluogo Scaligero. Da lì le tappe a nord-est, Padova, Bassano, Montebelluna, Vicenza, Asiago, insomma tantissime le località, tante ancora sono le tappe da fare. Oggi a mezzogiorno, appunto il mezzogiorno olimpico di Treviso, questa sera la grande emozione perché la fiaccola olimpica entrerà a Venezia, arriverà in piazza San Marco e poi ovviamente ci saranno le tappe dolomitiche, che sono quelle principali, l'arrivo domenica a Belluno, poi lunedì a Cortina, lunedì sera quindi a Cortina d'Ampezzo. Ma adesso Piazza dei Signori è protagonista, Piazza dei Signori dove c'è Lucio, non so se Lucio mi sente, Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Calcolate che in questi casi c'è sempre un gran vociare, ci sono i megafoni, insomma è una grande festa. Lucio, che cosa sta accadendo? Mi pare che ci siamo quasi. Sì, devo dirti la verità, in realtà qui c'è quasi un silenzio reverenziale, anziché esserci grande confusione come dalle altre parti, eccetera. Qui sono tutti in attesa e poi c'è una miriade di cellulari accesi, tutti pronti a immortalare questo passaggio unico nella storia, almeno recente, di Treviso. E come vedete, prima sono passate le carovane degli sponsor, adesso lentamente sta arrivando, diciamo così, il clou del passaggio della fiamma olimpica. E l'ultimo passaggio noi ce l'abbiamo con diciamo così, il personaggio illustre della città, dopo Alessandro Troncon, che è stato uno dei riferimenti del rugby trevigiano. L'ultima parte tocca a Red Canzian, che accenderà proprio la fiaccola che è qui in centro di Piazza dei Signori. Noi stiamo vedendo l'arrivo sostanzialmente, ecco, come sentite di sottofondo la speaker ufficiale. Ecco qua Canzian, stai da questa parte, ecco qua, eccolo qua, c'è non solo Canzian ma c'è tutta la famiglia Canzian, c'è Bea, c'è... Di noi sia stato qui, eccoci qua, ricorderà questo momento. Ecco qua Red Canzian con tutta la famiglia, ed è un momento davvero particolare. Naturalmente poi ci sono tutte le riprese per poi il film che sarà quello. Ecco un momento storico. Così, guardate tutta la famiglia Canzian insieme con la fiamma o la fiaccola, continuerà a essere la fiamma, mi dicono, la fiamma olimpica, e pronti per accendere il braciere in centro in Piazza dei Signori. Adesso lo seguiamo passo passo, è un momento un po' particolare, eccolo qua, siamo pronti, alziamo la camera, ecco in questo momento vicini anche a Giulia Rizzi, che è stata, come abbiamo detto prima, l'elemento, ecco qua, così, perfetto,
ecco qua così, perfetto, e in questo momento stiamo per vedere l'accensione della fiamma olimpica sul braciere, momento davvero particolare per Treviso, per questo passaggio della fiamma che porterà poi l'accensione definitiva a Cortina per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Devo dire che è un momento, noi rimaniamo fissi sull'immagine principale, ma vi posso garantire che alle spalle della camera c'è un tripudio di telefonini. Ecco qua l'accensione, un tripudio di telefonini con l'applauso. Avete sentito? Un momento davvero particolare, l'accensione con questo momento con il braciere. Guardate dietro veramente una montagna di telefonini, tutti a riprendere e a fermare nel tempo questo momento davvero particolare. Adesso vediamo se per qualche strano motivo ci sarà anche un accenno, perché ricordiamo che Canzian ha scritto l'inno proprio delle Olimpiadi di Milano Cortina. C'è qualcuno che dice che avrebbe accennato a questo momento, avrebbe accennato appunto a qualche brano, del resto comunque devo dire che è un momento particolare già solo questo. Vediamo se gli portano un microfono e se dirà qualcosa, ma credo proprio di sì, qualcuno dirà qualcosa. Vediamo se arriva il microfono per il saluto, perché in Piazza dei Signori accoglie con un grandissimo applauso l'accensione del braciere. Di capire anche dal cerimoniale per mano di Red Canzian e dei tedofori di questa tappa che continuerà fino a Venezia. Ecco appunto, tanto è vero che poi Red, io sono qui. Eccolo qua, è il momento di sentire Canzian. Allora, io sono felicissimo di essere con la mia famiglia in Piazza dei Signori, nella mia città, perché le Olimpiadi rappresentano anche questo, il rispetto, l'amore e anche un sentimento di pace che mi auguro che le Olimpiadi riescano a trasmettere in un momento come questo in cui tutti abbiamo bisogno di essere un po' più sereni. Per cui vi ringrazio di essere così in tanti. Noi procediamo il percorso perché l'abbiamo suddiviso in 2 tappe per venire ad accendere il braciere. Grazie a tutti e viva le Olimpiadi e viva Treviso. E questo viaggio storico importante, pieno di significato, che grande emozione, Red. Unisce bellissimo, bellissimo. Senti, abbiamo sentito anche chi fermerà la musica prima di te. Qui passa tutto. Ecco, siamo riusciti ad avere anche una battuta da Red Canzian. Evidentemente l'inno lo sentiremo più avanti, però va detto appunto che la musica è assolutamente uno dei passaggi particolari. Adesso Canzian prosegue il suo viaggio, poi naturalmente ci saranno degli altri tedofori lungo via Martiri della Libertà, si scenderà per Piazza San Leonardo, da Piazza San Leonardo poi si arriverà verso Santa Maria Maggiore Madonna Granda, giro per Riviera Margherita e poi a seguire andremo, diciamo così, la fiamma tra virgolette si spegnerà in Piazza Borsa per poi riaccendersi verso Venezia nel pomeriggio. Questo diciamo la parte tecnica. Noi ne approfittiamo perché tengo ancora un attimo la linea, cerchiamo di vedere se riusciamo ad avere un paio di battute in velocità da parte di chi ha partecipato a questo momento. Ovviamente adesso c'è come dire l'immagine per quanto riguarda tutti i partecipanti. Vediamo se riusciamo ad avvicinare Giulia Rizzi. Ecco. Vediamo se riusciamo ad avvicinare Giulia Rizzi dopo le foto di rito. Tengo ancora un attimo la linea, Cristian, perché tu capirai che qui in questo momento la confusione è totale. Adesso vediamo se riesco a far salire la Nicoletta sul palco. Scusa, ci fai passare un secondo, vai su, e così, vai, eccoci qua. Tutto rigorosamente in diretta, ma Nicoletta fai vedere la montagna di persone che sono qui intorno. Allora,
Allora, un attimo, posso, permesso? Signora, l'accompagno. No. C'è mio Giulia Rizzi. Ciao. Allora, 1956-2026. Che emozione. Solo 70 anni. Vabbè, a parte i 70 anni e non dimostrarli. L'emozione una volta, quella di quando avevo 15 anni, sì, era fortissima. Qui io mi sono vista con tutto sto casino intorno e ho detto, insomma, è un po' meno, però è cambiato il mondo, per cui... Però lo sport porta sempre gli stessi valori. Non solo gli stessi valori, però il mondo è cambiato veramente in tutti i sensi, perché io che facevo sport, ma lo facevo così per amore di fare lo sport, qui invece lo fanno proprio con lo scopo di raggiungere qualche risultato, hai capito? E quindi c'è molto più impegno? Molto più impegno, sì, ma poi basta vedere la gente che c'è, quindi vuol dire che... Ecco, questa è una bellissima emozione comunque, vedere questo abbraccio di folla. Assolutamente sì, ma pensa che eravamo là sotto, era buio. Eravamo sotto la loggia dei 300. La loggia dei 300. 1956, ma lì quanta gente c'era? Eravamo in pochi, noi che eravamo lì, quei pochi che erano stati chiamati perché arrivava la fiaccola, e forse i negozianti qua, c'era, mi ricordo, Vasconetto, hai presente Vasconetto? Sì. C'era lui, poi c'erano altri ragazzi giovani, ma giovanissimi. Ma se la immaginava che 70 anni dopo sarebbe stata così? Che ci fossero le Olimpiadi di nuovo a Passardo per Treviso e a Cortina no. Pensavo che lo facessero da altre parti, però va bene Cortina perché è il posto più bello del mondo, Cortina, quindi hai capito. Grazie. Allora, adesso con l'ultima immagine che vi voglio far vedere qui da Piazza dei Signori, con questo bagno di folla che racconta meglio di ogni altra cosa sia stato il passaggio e cosa è il passaggio della fiaccola qui in centro a Treviso, qui a Treviso nella Marca trevigiana, ti restituisco la linea. Grazie infinite a Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto da Piazza dei Signori. Poi torneremo a collegarci perché non finisce qui, il percorso, lo avete sentito da Lucio, si snoda per altre vie della città, l'avete vista, c'è la nostra Daniela Sizia con Alberto Pivetta, insomma vi vogliamo raccontare questa giornata olimpica per Treviso. C'è stato anche una piccola rivoluzione nella tabella di marcia, tutto è stato anticipato, l'arrivo della fiamma in Piazza dei Signori era previsto per le 12:30, 12:40, è arrivato alle 12:15, 12:16 con Red Canzian che ha rilasciato una brevissima dichiarazione anche ai microfoni del nostro Lucio Zanato. Noi però andiamo avanti con la cronaca perché è una giornata densa di fatti. Ritorniamo nel Padovano dove da inizio anno la Questura di Padova ha espulso 12 stranieri dall'Italia, molti con condanne precedenti anche per violenza sessuale. Da inizio anno sono 12 provvedimenti di espulsione ed allontanamento dall'Italia disposti dalla Questura di Padova nei confronti di altrettanti stranieri per motivi di pericolosità sociale e violenze. I 12 si sono resi protagonisti a vario titolo di rapina, furto, spaccio di stupefacenti, violenza sessuale, stalking, lesioni e resistenza. I provvedimenti disposti dal questore Marco Dorisio hanno interessato 2 moldavi, un albanese, un tunisino e un cinese che sono stati rimpatriati nel loro paese d'origine, mentre altri 4, 2 tunisini, un nigeriano e un indiano, sono stati accompagnati nei CPR di Bari, Gradisca di Sonzo e Torino e altri 3, 2 cinesi e un marocchino, si sono imbarcati volontariamente. Tra gli interventi quello di un 55enne albanese per motivi di pericolosità sociale dopo 4 sentenze di condanna per reati contro la persona e reati contro il patrimonio, tra cui anche per condotte versatorie e minacciose tenute nei confronti della propria ex compagna e della figlia. L'albanese si è rivolto al TAR contro la revoca del titolo di soggiorno, ricorso che è stato respinto. Sempre per pericolosità sociale è stato allontanato un 24enne tunisino dopo numerosi arresti per droga e aggressioni alle forze dell'ordine.
Stessa sorte ha subito un 25enne moldavo irregolare in Italia, già condannato per l'aggressione ad un giovane e con numerosi precedenti per reati contro la persona, per truffa, rapina e droga e stupefacenti, oltre che per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della sua compagna. Dopo giorni di angoscia è stato ritrovato a Milano, in buone condizioni il 14enne scomparso da San Giovanni Lupatoto nel Veronese. Ci sono ancora molte ombre da chiarire, spiega il comandante dei Carabinieri di Verona. Era da qualche giorno che gli agenti della squadra volanti di Milano controllavano le case di comunità del capoluogo ed è proprio in un poliambulatorio di via Livigno che il 14enne scomparso da San Giovanni Lupatoto dallo scorso 12 gennaio si è presentato. Un operatore ne ha segnalato subito la presenza come minore non accompagnato. Quando gli agenti sono arrivati hanno accertato che si trattava proprio di lui. La fine di un incubo per la famiglia e per un'intera comunità che ha vissuto giorni d'angoscia. La mattina del 12 gennaio il ragazzino era uscito di casa per andare a scuola, ma qui non era mai arrivato. Ad alcuni amici aveva detto che avrebbe raggiunto Milano ed è proprio in Lombardia che per l'ultima volta il suo cellulare era stato agganciato, poi è ritrovato in possesso di un cittadino straniero. Giorni di ricerche fino all'epilogo, anche se sulla vicenda rimangono molte ombre e punti da chiarire. La madre, appresa la notizia, è immediatamente partita alla volta di Milano per riabbracciare il figlio, accompagnato nel frattempo in questura per essere ascoltato con il supporto di uno psicologo. Gli investigatori stanno ricostruendo questi ultimi 9 giorni. Prima di allontanarsi da casa, il 14enne, come spiegato dal comandante dei Carabinieri di Verona, Claudio Papagno, aveva mandato dei messaggi WhatsApp ad alcuni amici dicendo di andare a Milano e in Svizzera per fare soldi facili. Questa, ha spiegato Papagno, è un'altra delle zone d'ombra che dovranno essere chiarite. Come mai un ragazzo di 14 anni pensa di andare a Milano e in Svizzera a fare soldi facili? Quindi capire che cosa possa aver letto o quale tipo di annuncio possa aver incontrato. In questi giorni nel capoluogo lombardo, dove non sarebbe stato in compagnia di altre persone, aveva cercato generi di prima necessità in un supermercato del capoluogo lombardo. Altro particolare raccontato dal comandante: era sicuramente in difficoltà, ha sottolineato. Sarà necessario comprendere come ha vissuto, dove è andato a dormire, che cosa ha fatto. Ricordiamo, è un giovanissimo di soli 14 anni. Il comandante ha poi precisato che il fascicolo aperto dalla procura per sottrazione di minore rimane e ancora su quello si indaga, anche se sarà importante ascoltarlo con calma una volta che sarà tornato a Verona per capire la dinamica dei fatti. Ritorniamo a Treviso, in piazza Borsa, l'altro luogo simbolo della città. Qua si attende l'arrivo della fiaccola, anzi della fiamma olimpica. È un po' il nodo di questi giorni, si chiama fiamma o fiaccola. Diciamo che gli esperti dicono è la fiamma e non la fiaccola. La fiaccola è il mezzo di supporto, la fiamma è quella che brucia, è la fiamma proprio olimpica, quella che sta girando in questi minuti per Treviso è la fiamma olimpica. C'è attesa quindi anche in piazza Borsa, siamo davanti alla sede della Camera di Commercio di Belluno Treviso, perché chiaramente le Olimpiadi sono anche, non solo un evento sportivo, sono un evento economico, sono un volano, così sono state descritte, per l'economia locale. Qui a breve dovrebbe arrivare anche Daniela Sizzia. Le immagini che vedete sono quelle di Alberto Pivetta con gli studenti, le studentesse delle scuole cittadine che sono di fatto mobilitate. Daniela, adesso ti vedo, tu mi senti? Cristian, siamo bene, siamo arrivati in piazza Borsa, io ti sento benissimo e sta per arrivare qua la fiaccola olimpica. Noi ci spostiamo perché ovviamente sta per arrivare. Vedete davanti a noi c'è il presidente Mario Pozza, pronto ad accogliere. Vediamo se riusciamo magari a fare una battuta. Presidente, una battuta sola, che emozione questa? Beh, emozione perché è un progetto nato 5 anni fa all'assegnazione, abbiamo oltre 14.000 ragazzi interessati da questo progetto tra Treviso e Belluno, e avere la piazza piena di ragazzi giovani con questo entusiasmo a pochi giorni dalle Olimpiadi veramente è emozionante.
e poi chiudere con la fiaccola olimpica in Piazza Borsa davanti alla Camera di Commercio, la casa dell'economia, ma non solo dell'economia, credo sia veramente gratificante per il Consiglio Camerale che ha approvato questo progetto, per la Giunta e per il sottoscritto. Grazie davvero, grazie. Insomma, Cristian, come puoi vedere, davvero tantissima la gente e tantissimi i ragazzi che sono venuti qua, stanno aspettando di vedere la fiaccola olimpica entrare in questa piazza, un clima bellissimo, tanti ci dicono appunto valori come l'amicizia e lo sport, sono valori importantissimi, ci sono anche molti politici, sono tutti qui in attesa e poi si sposteranno ovviamente in piazza dei Signori. Io ti lascio con queste bellissime immagini, dovrebbe essere una questione ormai di poco, ci hanno detto che dovrebbe essere qua a momenti, ti lascio con queste immagini, poi se riesco ti richiedo la linea appena vedremo la fiaccola arrivare. Noi rimaniamo con una finestra aperta su Piazza Borsa e andiamo avanti con la cronaca. Ritorniamo a una vicenda che aveva fatto il giro d'Italia e del mondo in generale, le immagini erano diventate virali. Una condanna a 2 anni e 50.000 euro di risarcimento al Comune di Venezia per la ragazza che lo scorso dicembre, lo ricorderete, si è schiantata sul ponte di Rialto. 2 anni e 2 mesi di reclusione oltre a una multa di 1.400 euro. È stata accolta la richiesta di giudizio abbreviato presentata dalla difesa della ventenne padovana italo-tunisina che lo scorso dicembre aveva rubato una barca da trasporto carica di pacchi natalizi ormeggiata in erbaria e poco dopo si è schiantata prima contro le colonne alla base del ponte di Rialto, mandandone in frantumi 3, poi contro i gradini che scendono in acqua. Una manovra folle compiuta in stato di alterazione che non provocò però feriti. Bloccata poco dopo dagli agenti della polizia locale mentre cercava di scappare tra la folla, la ragazza aveva dichiarato di non ricordare nulla, di averlo fatto perché sentiva delle voci. La giudice ha anche riconosciuto la costituzione di parte civile del Comune di Venezia, cui la donna dovrà risarcire i danni. Il Tribunale ha disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 50.000 euro, rinviando al giudice civile la quantificazione definitiva. Pronti a ritornare non appena sarà possibile in Piazza Borsa a Treviso. Proseguiamo con la cronaca grazie alla regia di Francesca Pezzo e Alessandro Granziera. Una giornata particolarmente movimentata, lo vedete. La cronaca dunque a Treviso, la casa di prostituzione scoperta dalla polizia praticamente in pieno centro, con il PM che ha chiesto i domiciliari per 2 indagati. Dopo la scoperta della casa d'appuntamenti nel cuore di Treviso, a 2 passi dalla chiesa di San Nicolò, proseguono le indagini della squadra mobile. Nelle scorse ore sono state ascoltate alcune delle 5 ragazze cinesi che nell'appartamento si intrattenevano con i clienti, impiegati, operai, ma anche imprenditori e professionisti. Anche questi ultimi saranno ascoltati dagli investigatori per ricostruire il quadro completo della vicenda. Gli agenti hanno identificato i 2 presunti gestori, una 64enne di San Donà di Piave e una 39enne cinese. I 2 sono indagati a piede libero per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Nei loro confronti il pubblico ministero ha chiesto gli arresti domiciliari. Spetterà però al giudice decidere la misura cautelare dopo che i 2 saranno stati ascoltati. L'interrogatorio preventivo sarà nelle prossime ore. L'attività nel cuore di Treviso non era passata inosservata tra i residenti insospettiti da quel continuo via vai di uomini che andava avanti dalla scorsa estate e dal campanello che suonava ad ogni ora del giorno e della notte. Nei giorni scorsi il blitz della polizia che ha portato alla luce la casa di prostituzione. Sempre a Treviso, controlli a tappeto sui negozi etnici della città, sequestrati 600 kg tra carni e pesci non tracciati, multa da 13.600 euro a una titolare, alla titolare di un market. 600 kg tra carne e pesce sequestrati ad un locale etnico in pieno centro cittadino e poi naturalmente distrutti. È solo uno, ma il più eclatante, dei risultati dei controlli effettuati dai carabinieri insieme ai NAS nei giorni scorsi.
Si tratta di un controllo che è stato fatto nella mattinata di ieri da parte della stazione dei Carabinieri di Treviso, unitamente al NAS e al nucleo ispettorato del lavoro, a una serie di locali etnici che sono qui nel centro. In caso di un market africano sono stati trovati 600 kg di carne e di pesce non tracciati. Per questo motivo il locale è stata sospesa l'attività, i 600 kg sono stati chiaramente sequestrati e sono state comminate le sanzioni amministrative al titolare del locale. Prodotti privi della filiera di tracciabilità, come prescrivono le norme europee e nazionali fin dal 2002 e che in questo caso non risultavano presenti in nessuno degli alimenti sequestrati. La 43enne nigeriana, titolare del locale, dovrà pagare anche 13.600 euro di sanzioni correlate e vedere le serrande abbassate del suo negozio fino a quando non sanerà la situazione. In questi casi, una volta che le prescrizioni vengono assolte, il locale potrà riaprire tranquillamente. Rubano l'auto ad Alano di Piave, siamo nel Bellunese, ma vengono fermati a Montebelluna nella vettura droga e armi. Sono stati arrestati per questo 2 marocchini. Prima hanno tentato la fuga e poi hanno ingaggiato una colluttazione violenta con i carabinieri, spintoni e gomitate contro i militari dell'arma che li hanno fermati in piazza Vienna a Montebelluna. In manette sono finiti 2 cittadini marocchini di 25 e 26 anni e residenti a Vedelago e Sette Ville nel Bellunese. I 2 sono stati intercettati a bordo di una Fiat Uno risultata oggetto di furto consumato la notte precedente ad Alano di Piave, nella provincia di Belluno, ai danni di una donna del posto. I 2, colti nella fragranza dei reati di resistenza pubblico ufficiale e concorso in recitazione, dovranno anche rispondere di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli uno dei 2 infatti è stato trovato in possesso di 2 coltelli, 2 involucri termosaldati di cocaina per un peso complessivo di 0,60 grammi e 450 euro in contanti. L'autovettura rubata è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. I 2 sono stati già messi in libertà in attesa di processo. Potenziati i controlli in bar e locali con il questore di Treviso Alessandra Simone su proposta dei Carabinieri, che su proposta dei Carabinieri ha disposto per 7 giorni la sospensione della licenza di un esercizio pubblico di Crocetta del Montello, ritenuto un abituale ritrovo di soggetti pregiudicati e teatro di episodi di violenza. Nonostante un analogo provvedimento adottato lo scorso maggio, l'orario di chiusura anticipato alle 22 e i continui controlli dei militari dell'arma, la situazione è rimasta immutata. A novembre nel bar era scoppiata un'accesa lite tra un gruppo di ragazzi stranieri, nel corso della quale uno di essi, dopo essere stato violentemente colpito con calci e pugni al viso e all'addome, è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Da qui il nuovo stop a questo esercizio pubblico di Crocetta del Montello. Sempre in attesa di collegarci con Piazza Borsa, vi raccontiamo il clima olimpico di questi giorni. Ieri la Fiamma ha percorso diverse città, vi abbiamo raccontato in diretta Bassano, poi Asolo e anche Montebelluna, così proprio a Montebelluna. C'è un protocollo di sicurezza anche molto rigido. Ecco il passaggio, il momento storico, l'accensione. È una Montebelluna in festa, oltre ogni aspettativa, quella che accoglie la fiamma olimpica, diretta a Cortina e poi a Milano. Secondo la polizia locale, quasi 10.000 le persone che hanno voluto esserci. È una tappa fondamentale per la città che è capitale mondiale della calzatura sportiva, una delle città della provincia di Treviso con più associazioni sportive. È una tappa fondamentale perché l'ultima volta era il 56, sono passati 70 anni, abbiamo qui con noi un testimone che è il signor Franco Trinca, che è stato tedoforo nel 56 ed è qui con noi a celebrare un momento davvero magico. Io ho in mano la fiaccola olimpica delle Olimpiadi del 1956. Come mai ce l'hai in mano? Ce l'ho in mano perché l'ho portata dai pilastroni di Montebelluna fino in piazza Guarda per 1 chilometro. Avevo 18 anni, portava la fiaccola, incaricato dalla squadra di calcio Montebelluna di cui facevo parte. Accanto a Franco Trinca, 88 anni, il coetaneo Piero Sfoggia, anche lui c'era e c'è stato più volte. Che ho partecipato a 3 Olimpiadi e 6 campionati del mondo. In qualità di?
tecnico degli scarponi. Ho cominciato ancora gli ultimi anni con Töni, Gross, poi sono stato 10 anni nel staff tecnico di Ingemar Steinberg. Storie e cimeli come quello esposto anche da Mario Frassetto del club locale del Panathlon. Questa è la bandiera originale dei tedofori del 56. Fiamma olimpica che ha toccato pure Asolo in un tripudio di bandiere ed entusiasmo. Cresce quindi la febbre per i giochi di Milano Cortina, unite nuove e vecchie generazioni. Tutti insieme per dare un grande messaggio, perché il valore dello sport è importante e soprattutto grazie a queste Olimpiadi lo possiamo ribadire. Oggi come allora Francesca Pavan da Povegliano è una delle tedofore, storia familiare e collettiva si intrecciano. Io sono molto felice di essere qui anche in memoria di mio papà che ha portato la torcia nel 56. Prima di ritornare in piazza Borsa vi do una comunicazione, un alert persona scomparsa. Sono ore di forte apprensione per questo ragazzo, lo vedete dal sito di Treviso Today, scomparso nel territorio di Vedelago. Si tratta di un 29enne, Dario Perilli, di lui non si hanno tracce da ieri. La famiglia del giovane ha già presentato denuncia alla stazione dei Carabinieri di Vedelago. Perilli alto 1,75 m, di corporatura medio-magra e carnagione chiara, ha capelli castano scuro, occhi castani e occhiali da vista. Si è allontanato dalla propria abitazione a bordo della propria autovettura Renault Clio di colore rosso nel tardo pomeriggio del mercoledì, facendo perdere per l'appunto le proprie tracce. Al momento dell'allontanamento indossava pantaloni della tuta di colore nero, una maglia di colore blu scuro e scarpe antinfortunistiche da lavoro. Chiunque avvisti l'interessato possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato chiaramente di contattare il 112. Lo avete capito, è una giornata in cui alterniamo i fatti e i toni. Ritorniamo in piazza Borsa, eccoci, ci siamo. Daniela. No, Daniela, Lucio, perché Lucio, prendo io Lucio il testimone, adesso, Lucio. visto che ci siamo passati. Eccoci, ok, sì, mi sentite anche se non mi vedete, anche perché la cosa più importante è l'ultimo passaggio della fiamma olimpica qui a Treviso, nel senso che qui in piazza Borsa la fiamma, diciamo, sostanzialmente rimarrà accesa, ma il passaggio reale sarà verso successivamente il pomeriggio verso Marghera e poi a seguire Venezia questa sera. Però il passaggio finale era qui perché c'era la preparazione fatta dalla Camera di Commercio con i giovani e la preparazione ai valori dello sport molto importanti che noi abbiamo raccontato, abbiamo raccolto nel corso della diretta e anche successivamente perché tanti giovani probabilmente proprio da questa immagine, dall'immagine della fiamma, dallo sport, possono trarre dei valori che li portino al di là di quelli che possono essere degli episodi non piacevoli, tipo il bullismo e quant'altro. Ne abbiamo sentiti tanti ragazzi e questo è un grande esempio, quindi probabilmente al di là del momento dello sport, che voi vedete in questo momento con l'applauso, è proprio quello che rimane soprattutto nei giovani, soprattutto in chi ha partecipato dal vivo a questo viaggio della fiamma olimpica che è partita sostanzialmente da Viale Vittorio Veneto e si conclude qui in piazza Borsa. E allora proprio con queste immagini davvero particolari voglio ricordare questo momento, un momento che è cominciato questa mattina alle 9 a Stra, per poi arrivare proprio verso Treviso intorno alle 11:45, il passaggio dalla palestra del CONI, la storica palestra del CONI dove si sono preparate, allenate, sono cresciute le medaglie d'oro che noi conosciamo. Ecco, questo è il momento in cui sostanzialmente si accende invece la fiamma che riavvia, diciamo così, la lanterna che porta poi questo fuoco che non si spegne mai verso Mestre Marghera. Ecco, la fiamma si è spenta, però noi vediamo davanti la lanterna la lanterna olimpica appunto, che in questo momento prenderà la via verso Marghera, verso Mestre, questa sera a Venezia dove verrà acceso il braciere. Ecco, noi mentre vediamo proprio la lanterna che piano piano se ne va proprio verso
verso i lidi, verso Venezia, verso la laguna. Appunto volevo concludere ricordando questo, ricordando i valori che lo sport ha sicuramente instillato in diversi ragazzi, e quindi da una piazza Borsa, che noi ricordiamo essere anche un angolo, se vogliamo, un po' particolare della nostra città, riparte questa voglia, questa volontà di, come dire, dare un'altra opportunità ai giovani che molti sicuramente in questo momento avranno raccolto. Io direi che con queste immagini, soprattutto con le immagini dei ragazzi che come dire, stanno vivendo questo momento di festa tutti insieme, se mi dici, io tengo ancora un secondo alla linea per sentire un po' di gente proprio dal vivo. Assolutamente. Posso Lucio, tenere la linea? vai. Cristian? Bene, allora adesso noi con Alberto Pivetta scendiamo e andiamo a sentire, io voglio proprio andare a sentire i giovani, i volti giovani. Posso chiederti, senti, allora, cosa ti ha lasciato questo passaggio? Beh, è un'emozione grandissima, avere la fiaccola qua nella nostra città è veramente un'emozione unica. Per noi giovani soprattutto, vedere un evento che capita poche volte nella vita è veramente unico. Ecco, però possiamo dire anche una cosa, che questo può essere un esempio alternativo in un luogo come questo, dove tu la sera difficilmente passi da sola. Sì, certo, è indescrivibile, è un'emozione unica, ecco, sì. Ed è un valore soprattutto di socialità che ti permette di stare insieme senza aver paura di stare vicino agli altri. Esatto, rende tutti più uniti. Grazie, allora adesso andiamo a sentire qualche altra voce, sempre di giovani, perché secondo me questo è il vero valore sostanzialmente, cioè il valore dei giovani. Vediamo se c'è qualche insegnante qui. C'è qualche insegnante qui? Eccoci qua. Insegnante delle Casteller. Ah, ecco, allora, buongiorno. Senta, buongiorno. Al di là, diciamo così, del momento ovviamente di impatto emotivo, che cosa lascia ai giovani, lei che è un insegnante, questa fiaccola e questi valori che sono valori olimpici? Ne abbiamo assolutamente bisogno oggi. Lavoriamo quotidianamente con i ragazzi proprio per dimostrare i valori di solidarietà, rispetto, fair play, amicizia. È stato un bellissimo momento, aderiamo al progetto di Milano Cortina da diversi anni ed è stato veramente un momento culmine che riassume un po' il lavoro di 5 anni. Ecco, bisogna dire, in un luogo come Piazza Borsa, che noi conosciamo per altri motivi, bullismo e quant'altro, è un modo per dire esiste un'altra storia? Assolutamente sì, noi adulti abbiamo questa grossa responsabilità, genitori, insegnanti, allenatori, mostrare proprio che un'altra strada è possibile e che il bello e la correttezza vincono sempre. Lei ha parlato di allenatori, come si fa ad instillare la passione per lo sport ai giovani? I ragazzi sono cambiati, ma è una sfida educativa, è il nostro ruolo, bisogna portare l'esempio, più che parlare, portare l'esempio di valori, di impegno, costanza e accettare laddove i risultati non dovessero arrivare. Grazie, allora noi adesso, proprio per questo, allora vogliamo salutare tutti i telespettatori di Antenne. Da Piazza Borsa è tutto, a voi la linea. Non possiamo dire che non ci sia entusiasmo a Treviso, insomma lo avete visto, migliaia di presenze, poi i conti si faranno alla fine di questa giornata, 2 piazze letteralmente gremite, Piazza dei Signori dove è arrivato il tedoforo Red Canziano e poi appunto Piazza Borsa, finisce così più o meno la giornata trevigiana della fiaccola olimpica e poi nuove emozioni questa sera tra Mestre e Venezia con l'arrivo chiaramente in Piazza San Marco. Potete immaginare già la suggestione che vi racconteremo rigorosamente in diretta con i nostri tecnici e giornalisti sul posto, e poi ovviamente ci saranno le tappe clou di Belluno
e soprattutto Cortina lunedì 26 gennaio. Giornata importante quella di lunedì 26 gennaio per il bellunese, perché proprio in occasione del passaggio della fiamma olimpica saranno inaugurate di fatto anche le varianti, le tanto attese varianti di Tai e Valle di Cadore soprattutto. Chiaramente c'è attesa anche per questo, non solo per il gesto sportivo, il gesto atletico e simbolico, ma anche proprio per una questione di concretezza. Abbiamo ancora tanto da raccontarvi, perché nel mostrarvi la fiamma olimpica a Treviso abbiamo rinviato parecchi fatti di cronaca. Allora facciamo così, con la regia di Francesca Pezzo e Alessandro Granziera andiamo 2 minuti in pubblicità e poi ritorniamo con la cronaca del giorno. Partiremo dal dramma che si è vissuto, lo sapete, a Dossona di Casier, quella giovane di 21 anni morta dopo un malore in palestra. L'ULSS 2 procede con tutti gli accertamenti del caso, ma appunto dopo la pubblicità vi daremo tutti gli aggiornamenti. A fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi di questa giornata a nord-est. Vi dicevo, c'è parecchia cronaca, tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto. Innanzitutto vi riporto a Brentino Belluno per il grave incidente stradale che si è verificato alle prime ore. 2 persone sono morte dopo che il furgone sul quale viaggiavano ha violentemente tamponato un tir fermo in una piazzola di sosta. Il mezzo con le 2 vittime a causa dell'impatto si è poi incendiato. L'incidente è avvenuto sulla 22 all'Autobrennero alle prime ore di oggi nel comune appunto di Brentino Belluno. Siamo tra Veronese e provincia di Trento. Brentino Belluno confina con Peri appunto in provincia di Trento. Le vittime sono un uomo e una donna. Numerose le squadre di vigili del fuoco arrivate sul posto dai comandi di Verona e Trento, che hanno estinto le fiamme che si erano propagate anche al mezzo pesante carico di rotoli di carta e cartone. L'autista del camion è rimasto illeso, ma per le 2 persone nel furgone non c'è stato nulla da fare. Vedete, le immagini sono terribili. L'arteria stradale è rimasta completamente chiusa al traffico per quasi 2 ore per consentire le operazioni di soccorso. Successivamente la viabilità è stata parzialmente ripristinata. Io vi devo dare però un flash di cronaca, così il Messaggero Veneto: tragedia a Latisana, uccide la compagna e si toglie la vita, dramma in Friuli. Ancora non si conoscono le generalità delle persone coinvolte. Le forze dell'ordine sono sul posto, cercheremo di darvi tutti gli aggiornamenti già nel corso di questa prima edizione. Stiamo prendendo contatto anche con le nostre redazioni di Udine, Pordenone e Trieste, proprio per cercare di capirne di più. Comunque tragedia latisana, siamo di fronte, pare, all'ennesimo femminicidio. Noi ritorniamo nella Marca Trevigiana per il dramma che si è consumato in palestra a Dossona di Casier, con il malore costato la vita a una 21enne di Preganziol. Sul corpo di Vania Vettorazzo sono stati disposti accertamenti di tipo medico-sanitario, resta lo shock di amici e soprattutto della famiglia, il dolore del fratello che ha parlato ai nostri microfoni. Nessuno ce la ridarà indietro. Abbiamo sentito, i medici hanno detto che può essere embolia polmonare dovuta alla pillola, però adesso fanno l'autopsia per capire meglio le dinamiche, insomma, e anche se personalmente l'esito è giusto per informazione, perché se in un modo o in un altro comunque il risultato siamo qua e basta. Non ve la restituisci? No. Per niente, nessuno.
C'è solo un dolore profondo dietro le parole di Matteo Vettorazzo, fratello di Vania, la 21enne morta a seguito di un malore accusato durante la lezione di Pilates alla palestra Bambù di Dosson, dove si trovava con la mamma Sara e dove, prima gli istruttori, poi gli operatori del su M118 che l'hanno portata al cafoncello, hanno fatto di tutto per salvarla. Minuti di angoscia per l'intera famiglia che vive a Preganziol. Al pronto soccorso arrivano anche papà Francesco e lo stesso Matteo. Dopo 20 minuti che sono arrivato io, i medici ci hanno detto che hanno provato a rianimarla, tutte le pratiche insomma, però il cuore non batteva più. Su richiesta dei genitori, l'ULSS 2 sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso. In gergo si tratta di un riscontro diagnostico che ha valenza tecnico-medica, non di un'autopsia strettamente intesa. Al momento per l'appunto potrebbe trattarsi di un'embolia polmonare, forse causata dall'assunzione della pillola, ma il condizionale è quanto mai d'obbligo. La pillola normalissima, oltre a quello stava in salute al 100%, aveva avuto una linea di febbre il giorno prima, ma proprio 37,5, niente di particolare. Resta una vita spezzata con il suo carico di progetti e aspettative. Vania lavorava al Bacaro, quinto, ma era soprattutto una studentessa brillante in statistica all'Università di Padova, dove le mancava un anno per conseguire la laurea. Sognava un futuro all'estero, Vania, lei sempre dinamica e aperta al mondo, ma attenta ai legami, quelli più importanti. Mia sorella, che mi stava sempre vicino, forse più lei a me che io a lei, addirittura. Infatti un po' rimpiango di questo, però mi è andata così. Una persona solare, sempre col sorriso, un po' come me, il mio equivalente insomma. Per quanto per me possa essere quello che è, per me sarà sempre peggio, quindi so già che avrò un ruolo importantissimo adesso, più di prima. E siamo stati anche alla palestra di Dossono, la palestra Bambù, dove Vania ha accusato il malore fatale. Abbiamo parlato con il titolare, abbiamo subito allertato i soccorsi, siamo sconvolti, ha detto ai nostri microfoni. La ragazza, tra l'altro, aveva da poco rinnovato il certificato di idoneità sportiva. Siamo scioccati, ecco, la cosa sì, perché ecco, speravamo che la tempestività del nostro staff, che a mio modo di vedere è stato prontissimo nel chiamare, fosse stata sufficiente per riuscire a salvare la vita delle ragazze. Quando fai di tutto per far sì che questo avvenga e poi succede quello che è successo, non ti dai una ragione, ecco. Il giorno dopo alla palestra Bambù di Dosson c'è un silenzio intriso di sconcerto e tanti interrogativi. Qui la giovane Vania Vettorazzo frequentava soprattutto i corsi di Pilates e spesso si allenava con mamma Sara. Proprio la madre è stata testimone diretta di parte di quegli attimi concitati e drammatici. Mamma era appunto presente insieme anche alle altre persone che partecipavano al corso. Vania comincia ad accusare il malore che poi si rivelerà fatale verso le 12:50 e questo pochi minuti dopo l'avvio della lezione. La ragazza lamentava una difficoltà a respirare e poi ha rimesso dell'acqua. In un primo momento pensavamo che fosse magari una congestione, cioè noi non essendo medici però abbiamo fatto delle supposizioni. È stata chiaramente messa in sicurezza anche perché tutto il personale è addestrato a situazioni di primo soccorso. In via Volta arrivano i sanitari, la ragazza resta vigile, ma la situazione di fatto precipita durante il trasporto all'ospedale quando la notizia del decesso arriva al Bambù. Cala il gelo. Noi siamo 3 soci che gestiscono da 22 anni ormai le varie strutture, sì, classici infortuni, ginocchia piuttosto che spalle, caviglie eccetera, sì, ma una cosa così grave purtroppo mai, ecco.
La 21enne aveva presentato regolare certificato di idoneità sportiva il 5 novembre scorso. Di lei in palestra restano la semplicità e il sorriso. L'idea nostra è, per rispetto della famiglia, chiudere la struttura per lutto. E tutti i soci della palestra saranno presenti al funerale, chiaramente anche gli istruttori che avranno voglia di essere vicino alla famiglia. Per noi ci saremo sicuramente. L'omicidio di Sergiu Tarna si svolgerà con ogni probabilità alla fine della prossima settimana. Il secondo interrogatorio davanti ai PM di Vescovo, complice di Riccardo Salvagno, accusato di concorso in omicidio volontario. Ai nostri microfoni l'avvocato di Vescovo, il legale trevigiano Fabio Crea. Sulla base di quelli che sono anche degli elementi maggiormente conosciuti, credo che sia assolutamente non solo opportuno ma necessario un confronto con l'autorità giudiziaria, con l'autorità inquirente, con il pubblico ministero. Deve dare la sua versione dei fatti sulla base di quella che è la ricostruzione che stiamo andando a fare di tutti i momenti di quella giornata e quindi in particolare del 30 sera, che poi sono i momenti più importanti per quanto riguarda il suo coinvolgimento. Si svolgerà con tutta probabilità alla fine della prossima settimana il secondo interrogatorio davanti ai PM di Andrea Vescovo, il 38enne di Spinea, amico e complice di Riccardo Salvagno, accusato di concorso in omicidio volontario del barman 25enne Sergiu Tarna la notte dello scorso 30 dicembre nelle campagne di Malcontenta. Nel primo interrogatorio si era avvalso della facoltà di non rispondere. Vescovo, detto Vischio, da poco assistito dall'avvocato Crea, è stato trasferito dal carcere di Venezia a quello di Treviso e quando sarà sentito dai magistrati la sua versione dei fatti potrebbe aiutare a chiarire i punti di domanda che ancora attendono risposta. In primis l'esistenza o meno del video da cui Salvagno era ossessionato e che potrebbe essere il movente. Nel fascicolo non vi è traccia, anche da quanto emerso dalle indagini fino a questo momento. Mi pare che elementi concreti relativi all'esistenza del video non ve ne siano, né tantomeno gli inquirenti lo hanno evidenziato, per cui rimane l'ipotesi dell'esistenza di questo video che dalle indagini non si evidenzia come concretamente esistente, quindi al momento ci si deve limitare a parlarne, ma nessuno lo può vedere perché non si sa neanche se esista. Da capire ancora chi abbia sparato quella notte, anche se Crea nutre forti dubbi sia stato il suo assistito. Nutro forti dubbi non soltanto sulla base di quanto raccontato dal mio assistito nel corso di colloqui ovviamente difensivi, ma soprattutto da quello che emerge dagli atti del fascicolo del pubblico ministero, gli atti indagini e dal fascicolo cautelare. Credo che questi dubbi possano essere risolti anche con il contributo dello stesso Vescovo e quindi con l'interrogatorio che sicuramente andremo a fare con il pubblico ministero. Per quanto riguarda le sue condizioni psicologiche, Vescovo era in cura al centro di salute mentale. Il suo legale farà ulteriori accertamenti, anche se al momento l'ha trovato lucido. Ha qualche problematica abbastanza generalizzata che devo approfondire anche con dei professionisti di cui mi avvalgo, ma personalmente l'ho trovato molto presente, molto attento, molto partecipativo, coinvolto nella volontà di illustrare tutti i momenti di quella giornata. L'avvocato sta anche cercando il modo per far incontrare il 38enne con la mamma Antonella. Verificherò con il pubblico ministero questa disponibilità perché ovviamente ci tiene a poter avere un contatto con i familiari, visto che ormai siamo alla soglia dei 10 giorni dal momento dell'arresto. Intanto gli investigatori continuano a cercare armi e bossoli in attesa dell'auto ancora ferma in Spagna e di sentire nei prossimi giorni la testimonianza del veneziano residente a Tenerife che ha ospitato Salvagno durante la fuga dopo l'omicidio di Sergiu. Sono in grado di darvi qualche indicazione in più rispetto al terribile fatto che si è registrato alla Tisana. Intanto potete vedere anche l'home page del Gazzettino.it che ha aggiornato i propri titoli. Uccide la compagna colpendolo in testa con un'accetta, poi prende un coltello e si toglie la vita. Una tragedia familiare che si è consumata
a Latisana, per l'appunto, dove un uomo di 80 anni avrebbe ucciso la moglie di 78 per poi togliersi la vita. L'episodio, che ha tutti i contorni di un omicidio-suicidio, di un femminicidio, è avvenuto in ambito domestico. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi gli anziani. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe aggredito mortalmente la compagna e poi appunto si sarebbe tolto la vita. Non si conosce ancora il movente, l'eventuale presenza di segnali premonitori o precedenti episodi di violenza. Quello che si sa al momento è che l'area è stata posta sotto sequestro. Sul posto stanno andando anche i nostri colleghi delle redazioni friulane. Momenti concitati all'esterno di una bara in salita Ferracina. Siamo a Bassano del Grappa. Tra una cliente e il gestore è scoppiato un vero e proprio pandemonio. È uno dei primi momenti di una zuffa scoppiata all'esterno di un locale di salita Ferracina intorno alle 20:30 di martedì. Il diverbio con uno dei gestori è poi rapidamente degenerato. Ci siamo trovati questa signora che è entrata tutta ubriaca e sicuramente fatta di cocaina, perché aveva le pupille stradilatate, aveva le gambe sulla tavola, tutte e due accavallate uno sull'altra, e anche il ragazzo di colore l'aveva su altre sedie. Lì a che ho detto: ragazzi, per favore, appoggiate i piedi a terra, non state a casa vostra. Non riesco nemmeno a dire le parolacce che mi ha insultato di brutto. E mi ha buttato la coperta in faccia e in più mi ha dato 2 schiaffi. Da là mi è partita in automatico uno spintone, l'ho spinta, lei si è rialzata, non me l'aspettavo, mi ha dato uno schiaffo forte e là l'ho rispinta a terra. Sul posto sono arrivate 2 pattuglie dei carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze anche di altri avventori e passanti. Mi aspettavo sinceramente dalle forze dell'ordine, che domani mattina andrò a fare denuncia, che almeno, visto che è una persona che secondo me da TSO, perché era proprio da TSO questa persona, com'è che non l'hanno arrestata e portata via? Non è giusto che noi già si fa fatica a lavorare in questi periodi qua, dobbiamo chiudere il locale, devo chiudere casa mia e scappare da casa mia, che questa gente arriva, scassa, spacca e fa quel che vuole. A Vicenza si chiude con un patteggiamento uno dei filoni dell'inchiesta sui farmaci agli anziani. Il titolare di una farmacia della città patteggia 1 anno e 8 mesi, l'altra farmacista andrà a processo. Si chiude con un patteggiamento uno dei capitoli dell'inchiesta sui medicinali somministrati illegalmente agli anziani dalla presunta badante killer Paola Pettinà, 48 anni, di Sandrigo, che deve rispondere davanti alla Corte d'Assise di Vicenza di duplice omicidio volontario, 3 tentati omicidi e 4 episodi di lesione. Il titolare della farmacia Saviabona di Vicenza, Danilo Calenda, ha patteggiato 1 anno e 8 mesi di reclusione per aver venduto farmaci, in particolare benzodiazepine, senza la necessaria prescrizione. La pena è stata sospesa. Secondo l'accusa, i farmaci sarebbero finiti alla Pettinà, che li avrebbe somministrati agli anziani assistiti, oltre che al fidanzato. Oltre a Calenda è finita sotto processo anche la farmacista Veronica Salvadori di Grisignano di Zocco, difesa dall'avvocato Marco Dalben, perché avrebbe avuto la prassi di fornire medicinali potenzialmente pericolosi senza ricetta. Salvadori però vuole difendersi nel merito e affronterà il processo pubblico. Una vicenda che riporta l'attenzione sui controlli nella somministrazione dei farmaci agli anziani e sulla responsabilità lungo la filiera.
E rimaniamo a Vicenza per parlare di giustizia, di un allarme. Parliamo di carenza di personale in tribunale, contemporaneamente di aumento dell'arretrato. Per noi ci sono Luisa Bertini con Simone Squarcina, con loro il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, Alessandro Moscatelli. Carenza di personale al Tribunale di Vicenza e aumento degli arretrati, di questo ne parliamo con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Alessandro Moscatelli. Qual è la situazione qui in Tribunale? La situazione è quella che abbiamo segnalato da tempo, è una situazione che vede una scopertura del personale amministrativo che ormai in alcuni uffici arriva quasi al 50%, una scopertura del personale togato che nella sezione penale è molto importante, che si assesta intorno al 35-40%. Ecco, e poi c'è un aumento degli arretrati in base ad alcuni parametri. Sì, i parametri sono quelli dichiarati ufficialmente dal Ministero e sono dei parametri che fanno vedere come il tempo delle decisioni sta deperendo sia nel settore penale che nel settore civile, però questa è una diretta conseguenza della mancanza di personale. Come tutte le organizzazioni umane complesse, se manca il personale che deve, come dire, aiutare e fare in modo che queste decisioni vengano eseguite e pubblicate e comunicate in tempi brevi, se il personale manca è evidente che i tempi si allungano. Quindi di fatto non viene smaltito l'arretrato ma aumenta? Sì, non viene smaltito l'arretrato ma ne stiamo accumulando del nuovo e questo significa che è necessario immediatamente, anche per poter rispettare i parametri del PNRR, arrivare a rimpinguare quantomeno il personale amministrativo. Su questo vorrei fare una sottolineatura: il personale amministrativo è fondamentale. Noi abbiamo degli uffici che superano la scopertura al 50%. Qualsiasi azienda artigiana, qualsiasi azienda industriale, nel momento in cui si trova dalla mattina alla sera ad avere la metà del personale per cui le catene produttive sono organizzate, evidentemente ha dei difetti poi nella produzione, nelle consegne, e il Tribunale è più o meno come un'azienda. Ecco, voi continuate a lanciare un appello alla politica? Certo, i pezzi, come dire, il Tribunale è come un grande puzzle, no? Cioè ognuno deve mettere il proprio tassello, poi è la politica che deve assemblare i tasselli. Noi possiamo segnalare ed essere vigili rispetto a queste scoperture, ma di certo non abbiamo la capacità nemmeno giuridica di poter intervenire. Chi può intervenire sul personale amministrativo è il Ministero della Giustizia, chi deve intervenire sul personale togato è il Consiglio Superiore. Ecco, io ringrazio il Presidente dell'Ordine degli Avvocati per essere stato con noi. Questi dunque i mali della giustizia vicentina. Rimaniamo in ambito giudiziario, 2 patteggiamenti e un rinvio a giudizio per l'incidente sul lavoro di 2 anni fa all'Intersox in Alpago, in cui perse la vita il magazziniere Zelico Manarin. Il terribile episodio accade il 18 dicembre 2023. Manarin rimase schiacciato da un carrello elevatore che secondo la difesa non era idoneo al movimento e al trasporto del carico, che avrebbe dovuto essere posizionato su di un pallet. La famiglia della vittima si è affidata al gruppo specializzato nella gestione infortuni sul lavoro GS di Belluno. La prima udienza sarà celebrata il 16 marzo proprio in tribunale. Ho tanti altri fatti di cronaca di cui darvi conto. Dobbiamo ritornare anche alla Tisana per l'omicidio, suicidio che si è registrato in una famiglia, un uomo che avrebbe ucciso la compagna e poi si sarebbe tolto la vita. Un minuto di pubblicità e ritorniamo. Di nuovo in diretta per raccontarvi questa giornata a Nord-Est. Ritorniamo nel Vicentino. Era stato sorpreso mentre tentava di rubare in una chiesa del centro storico. Identificato dalla polizia e denunciato grazie alla segnalazione di un operaio che ha avvisato gli agenti
raccontando di aver visto un giovane intento a rovistare vicino all'altare e una volta scoperto che tentava di fuggire. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volanti che, grazie alla descrizione fornita, sono riusciti ad identificare il giovane italiano, che ha poi consegnato spontaneamente un borsello e diversi mazzi di chiave, oggetti che, secondo le ricostruzioni, erano custoditi in un cassetto in parrocchia poiché smarriti e in attesa che qualcuno ne rivendicasse la proprietà. È stato quindi denunciato in stato di libertà per tentato furto all'interno di luogo di culto. Sta diventando un caso, ricusati dal medico di medicina generale perché pazienti fragili. È accaduto a una coppia di anziani seguiti dall'ex ministra Cécile Kyenge. Siamo a Padova. Sulla vicenda l'ULSS 6 ha aperto un'indagine. Il messaggio scambiato su WhatsApp che vi mostriamo e che ci è stato girato da uno dei figli lascia spazio a poche interpretazioni. In seguito alla scelta di riduzione di utenti presi in carico, avendo superato il numero di pazienti fragili da seguire, vi comunico che i signori non saranno più seguiti dal nostro studio. Vi invitiamo pertanto a provvedere ad individuare un altro medico entro una settimana. I pazienti sono due coniugi di Padova, 88 e 86 anni, che da 2 erano seguiti dalla dottoressa Cécile Kyenge. Un piccolo terremoto questo per persone che nel medico di famiglia vedono un'ancora e un conforto e che avevano scelto la dottoressa Kyenge anche per conservare, per quanto possibile, una loro autonomia. Tanti passaggi che lasciano quantomeno aperte diverse domande, compresa la modalità in cui la famiglia ha scoperto di non avere più un medico di riferimento, dalla farmacista a cui si erano rivolti per avere dei consigli dopo aver cercato invano di contattarla. La cosa buona è che per fortuna i due anziani sono già diventati pazienti di un altro medico di famiglia, ma su quanto accaduto l'ULSS 6 Euganea ha deciso di aprire un'indagine. Del resto, precisa l'ULSS, se è vero che esiste un massimale di pazienti che possono essere iscritti presso un medico, un tetto al numero di pazienti fragili non esiste. In attesa degli sviluppi dell'indagine, l'ex ministra per l'integrazione del governo Letta ed ex europarlamentare non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Ritorniamo a parlare di Olimpiadi dopo che vi abbiamo raccontato in diretta l'emozione di Treviso che ha accolto la fiamma olimpica. Questa sera la tappa suggestiva, già lo possiamo dire, in piazza San Marco, che vi trasmetteremo anche qui in diretta nel corso dei nostri telegiornali. Quello che è certo è che davanti abbiamo settimane di mobilitazione olimpica, che è una mobilitazione su tutti i fronti, è anche un grandissimo banco di prova per le forze dell'ordine, per la macchina del soccorso. In provincia di Belluno si susseguono le esercitazioni. Tiziana Bolognani. Pronto, è successo un incidente. Siamo alla caserma dei Vigili del Fuoco di Belluno. Non lo so, c'è stato un almeno tamponamento. Istantanee da grande emergenza con mezzi distrutti, feriti ovunque e sostanze pericolose coinvolte. È lo scenario realistico dell'esercitazione che nelle scorse ore si è svolta nell'area del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno. I tempi olimpici richiedono test diffusi e quello simulato ha riprodotto un grave incidente stradale. La collisione tra un autobus e un furgone adibito al trasporto di sostanze pericolose, con il successivo coinvolgimento di un'auto rimasta incastrata sotto il mezzo pesante, di un trattore stradale e di una seconda autovettura. I Vigili del Fuoco hanno operato per la messa in sicurezza dell'area, l'estricazione dei feriti e il supporto alle attività sanitarie, applicando anche le tecniche di primo soccorso sanitario. Ok, tagliato? Oh. E vai con l'espander. In campo oltre 30 operatori del soccorso tra Vigili del Fuoco, SUAM 118 e personale dell'azienda ULSS 1 Dolomiti, affiancati da 26 figuranti della Croce Rossa Italiana, impiegati per simulare diverse tipologie di traumi. Ok. Fermo là, vieni dentro Ivo. Imponente il dispositivo sanitario, 7 ambulanze, l'automedica, l'elisoccorso e l'allestimento di un posto medico avanzato per il triage e la gestione dei feriti. Un autobus dei Vigili del Fuoco è stato utilizzato per l'ospedalizzazione dei codici meno gravi.
Un'esercitazione conclusa con esito positivo che ha confermato l'alto livello di preparazione e l'importanza del lavoro di squadra nella gestione delle emergenze più complesse. Noi torniamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Questa è la notizia del giorno a nord-est. La tisana uccide la moglie colpendola in testa con un'accetta, poi prende un coltello e si toglie la vita. Sul posto ci sono i nostri colleghi delle redazioni friulane, quindi questa sera vi racconteremo anche di questo ennesimo femminicidio. Poi i fatti di Belluno, un incidente stradale che ha sconvolto la notte in auto Brennero, 2 le persone decedute, poi tutti gli aggiornamenti di cronaca e poi le emozioni anche, perché è tutto un alternarsi di toni, le emozioni della fiaccola olimpica, della fiamma olimpica che questa sera arriva in piazza San Marco e noi come sempre ci saremo. È tutto per questa prima edizione, saluto e ringrazio dalla regia Francesca Pezzo e Alessandro Granziera. Vi dico solo che subito dopo ci sarà il meteo e alle 16:15 il film Nelle tue mani. È tutto, davvero grazie per l'attenzione e buon proseguimento.